Ingegner Denis Padoani, lei è il direttore dei lavori del terzo lotto che sarà completato con un anno d'anticipo. Stanotte avete aperto altri 12 chilometri di terza corsia. È l'ennesimo tassello che si inserisce in una rete composta da... A che punto siamo in questo momento? Sì, una rete composta per quanto riguarda il terzo lotto da 26 km, i 12 km aperti stanotte che vanno da Alvisopoli a poco prima del fiume Stella in direzione Trieste si aggiungono ai 2 km che abbiamo aperto 10 giorni fa tra Polpetto e San Giorgio. E quindi possiamo dire che avete realizzato il 50% del terzo lotto? Ma diciamo come lavori, come avanzamento siamo oltre l'80%, quindi manca veramente poco per terminare il lotto. Entro Natale si aprirà il corrispettivo del tratto aperto stanotte in direzione Trieste, quindi a direzione Venezia, e poi nei primi mesi del prossimo anno si aggiungeranno altri 6 km tra il fiume Stella e il fiume Cormor e poi gli ultimi 5 km in corrispondenza dello svincolo di San Giorgio. Invece per quanto riguarda la realizzazione complessiva dell'intera terza corsia, quella che coinvolge le due regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, sono 98 chilometri da ambo i lati, diciamo. Avete realizzato, cioè possiamo stimare una realizzazione intorno al 40% in questo certo, momento? Sì, complessivamente sì, assolutamente sì. Quindi invece il lavoro complessivo sarà ultimato entro il 2025? Sì, io presumo anche prima, speriamo di far prima di ottenere il risultato che abbiamo ottenuto qua, quindi di anticipare possibilmente, quindi riducendo quelli che sono i disagi per gli utenti. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. La tratta aperta stanotte, la terza corsia, va da qui, che è Alvisopoli, inizio del terzo lotto, fino a poco prima del fiume Stella, cioè fino esattamente a questo punto qua. Direzione Trieste. Entro Natale la stessa tratta si aprirà anche in direzione opposta, direzione Venezia. Ok. Cormor, in entrambe le direzioni. Entro gennaio. Tra gennaio e febbraio. Poi dal Cormor al tratto al fiume Corno e l'ultimo tratto che si aprirà per marzo. Sempre in entrambe le direzioni. Entrambe le direzioni. E questo è vincolante, c'è lo svincolo di San Giorgio che è in fase di costruzione, insomma. E si finisce il terzo lotto. Sì. Poi ci sarà da marzo, aprile a giugno, ci saranno i lavori per la realizzazione dei tappeti drenanti che bisogna farli solo con temperature sopra i 10-15 gradi. Che è quell'asfalto drenante che consente di percorrere anche in presenza di pioggia senza avere. Ecco, siamo sull'autostrada 4 Venezia-Trieste, siamo sul tratto della terza corsia appena aperto da Autovie Venete, la concessionaria autostradale impegnata nella realizzazione dell'infrastruttura da 1 miliardo e 200 milioni di euro. È il cantiere più importante tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. I lavori sono iniziati nel 2010 e saranno completati entro il 2025. Al momento sono stati ultimati circa 37 km dei 98 in direzione Trieste e in direzione Venezia, dei 98 complessivi. Il tratto Portogruaro-Palmanova si chiuderà entro la primavera del 2020 con un anno di anticipo. In questo momento siamo tra Alvisopoli e il ponte sul fiume Stella, nei 12 km aperti oggi. La scorsa settimana, lo ricordiamo, è stato aperto il ponte sul tagliamento e quindi il tratto Palmanova-Gonars e San Giorgio-Gonars con un anno di anticipo. Entro Natale sarà percorribile pure il tratto dal fiume Stella, dal ponte sul fiume ad Alvisopoli in direzione Venezia.